spingono. Sotto uno splendido sole con Giancarlo Bernardi, uno dei protagonisti della prima divisione. Giancarlo, penso che tu sia proprio l'emblema dell'appassionato che corre per passione, con una certa competenza perché tu sei anche un meccanico, ma ti diverti un sacco. Raccontaci un po' com'è questa tua esperienza di pilota. È un'esperienza abbastanza positiva perché ho iniziato circa 8-9 anni fa girando per i vari autodromi, così, piste locali, e ho scoperto che mi piaceva girare già da tempo, è sempre stata una passione, e dopo ho iniziato pian pianino e ho continuato, perché se non si ha la passione non si va avanti per tanti anni. Tu hai iniziato prima a fare meccanico o a fare pilota? Meccanico. Da giovane? Da giovane guidavo a motocross. Quindi sei come noi, come me, un motociclista. Di dove sei tu? Di Vighizzolo d'Este, di Padova. E vicino a Este, insomma, la città con il castello, città bellissima zona. Esatto, tipo Montagnana, se qualcuno conosce i prosciutti di Montagnana, eccetera, le vicinanze, insomma. Ma Este è molto importante, che ha un centro storico bellissimo e una grande tradizione storica molto importante. Esatto, con dei giardini, a volte c'erano anche i leoni, le giraffe, c'era di tutto. C'era uno zoo dentro il castello di Este. Castello, dentro le mura c'erano le gabbie con i leoni, mi ricordo quando andavo con mio papà che ero piccolino, c'erano i leoni, le giraffe, le pecore, va bene, ma comunque c'erano gli animali. Le pecore servivano ai leoni? Può darsi, allevamento privato per dopo soddisfare l'esigenza. Devono mangiare anche loro. Nostre. Torniamo ai motori. Allora, tu prima di partire mi hai detto molto simpaticamente oggi sarà dura, perché vedi continuamente che arrivano questi giovinastri che ti importunano, però la zampata da leone a questo punto la dai sempre tu, come mai? Cioè, fino adesso mi è andata bene perché non c'erano grossi avversari potenti, diciamo. L'anno scorso c'erano e si è dovuto combattere fino alla fine. Adesso dopo qualche gara cominciano ad arrivare perché avevano da finire le macchine oppure avevano altri impegni, non so di che cosa, e adesso infatti si vede il risultato che arrivano e mangiano la strada. Però ne hai uno in particolare che è proprio un grosso avversario. Sì. Con che macchina ha quello con la macchina gialla? Quello si chiama Gianetta Mario, mi sembra. C'era anche l'anno scorso, anche l'altro anno con 112, poi si è fatto quel 106 lì che è un po' pericoloso, diciamo, per me. Sportivamente. Sì, pericoloso per me, non per gli altri. È una bella macchina, diciamo, è andato avanti con la tecnologia, è una macchina un po' più recente della mia, comunque cerchiamo di impegnarci fino alla fine. Ecco, qual è lo spirito di un pilota, diciamo nel tuo caso, ovviamente tu essendo anche un meccanico, un preparatore, insomma le cose immagino te le fai da solo, ma qual è un po' lo spirito di chi si avvicina a questo mondo così, diciamo amatoriale, possiamo definire? Amatoriale al 100%, è la soddisfazione di fare qualcosa, come nel mio caso personale, modificare il motore, l'assetto, i freni, tutto quello che ci va dietro la macchina, in maniera da portare sempre un qualcosa ed avere una certa affidabilità, speriamo, ecco, perché in queste gare è importante anche l'affidabilità oltre che la potenza. Infatti questa è una vecchia questione, parlavamo prima con i fratelli Zambelli, che non si sa come mai uno si ferma sempre, rompe sempre. E allora diceva, ma la mia macchina ha quasi 500 cavalli, si dica, ma se ne avesse 50 in meno, ecco, questa è la passione anche quella. Ecco, tu che sei un po', possiamo definire un po' lo zio, no, di questi ragazzi, anche perché sei un po' più grande degli altri, ecco. Come vedi l'aspetto della sicurezza anche rispetto alla strada, nella guida, cioè in poche parole
può essere utile per i ragazzi sfogarsi in pista piuttosto che fare stupidaggini in giro. Questa è una parola d'oro, diciamo, perché qua anch'io correvo in strada, ho raccolto multe, solo multe, diciamo, negli anni. Quando ho cominciato a correre qua sono diminuite dell'80%, perché io mi accalappiavo, diciamo, una media di 1.000 euro all'anno di ingresso sulle città, passare un po' sorpassi spericolati, invece dopo mi sono quietato, diciamo, in dialetto veneto, nella strada di tutti i giorni e mi sfogo qua. Quindi questa può essere una buona soluzione, considerato che le multe oggi costano tanto, invece di spendere soldi in multe magari si spende soldi in iscrizioni delle gare, e tutto sommato anche con una macchina normale, semplice, si può fare un qualcosa. po' elaborata, un po', diciamo, il minimo per essere un po' competitivi, e dopo bisogna avere tanto di proprio, diciamo, usare un po' di astuzia, di occhio, che ci si fa gara dopo gara, diciamo. Prepari anche macchine ad altri piloti oppure è una cosa che fai solo per te? No, specialmente la mia, ogni tanto qualche amico viene, si fa qualcosa, non proprio, io sono un meccanico, diciamo, normale che aggiusta le macchine di tutti i giorni, ecco. Quindi sei alle prese anche con l'elettronica, con tante altre purtroppo cose. Sì. Macchine di adesso non sono più una roba impressionante. Sì. Stava l'orecchio giusto. L'orecchio, il cacciavite, adesso invece ci vuole il spinotto. C'è Lucio Battisti. Alzando un po' il minimo. Esatto. No, ci vuole il tester, il computerino, eccetera. E allora si va avanti. Bene, allora chiudiamo questo incontro con questo pilota che noi vediamo sempre davanti a tutti per il momento, quindi l'augurio è di rimanere sempre davanti, sei in testa alla classifica. Sì, quello nel momento della prima divisione, questa tua 1 è così diciamo, esatto, riservata, diciamo così, ma sicuramente ti dà buone soddisfazioni. Abbastanza, è un veicolo che mi piace, mi è sempre piaciuto, sono amante della Fiat. Tieni alto l'onore la bandiera italiana. Ecco, un'ultima cosa, un ragazzo che volesse, abbiamo fatto il discorso prima, di avvicinarsi un po' al mondo dello sportivo per sfogarsi un po', come può fare? Cosa gli consigli di fare? O si trova una macchina magari di qualcuno che ha smesso, oppure per motivi sui non può più correre, ora si può spendere una cifra X, o se no pian pianino inizia a correre al bar, una rubetta sicura, diciamo, o lo compra o lo fa fare a qualcuno di competenza, e poi un po' alla volta con qualche gomma usata, il motore un po' qua un po' là, pian pianino arriva a correre. Poi penso che questo sia un ambiente anche molto di solidarietà, insomma, per cui ci si aiuta, vi aiutate se uno ha bisogno, qualche gomma dice io non ne uso più, esatto, te le vendo a un buon prezzo. Ci si può dare una mano, uno domanda, l'altro compra, uno vende, infatti c'è sempre qualche occasione con le gomme scritto vendo. Insomma, c'è una possibilità, anche girando qua come spettatore le prime volte si rientra nel discorso. Bene, grazie Giancarlo, ciao. A voi e buonasera.